la cosa necessaria è vaccinare i bambini e vaccinarli tutti tranquillamente. Come viene fatto per la meningite, che per pochi casi all'anno si vaccina tutta la popolazione, altrettanto deve essere fatto anche per il Covid. I pediatri rassicurano i genitori, il vaccino anti-Covid per i bambini è sicuro. Dopo il via libera nelle scorse ore da parte dell'Agenzia Europea del Farmaco, la vaccinazione con Pfizer per i bambini dai 5 agli 11 anni, i pediatri di libera scelta spiegano ai genitori perché è utile e necessario aderire alla campagna vaccinale. La vaccinazione la facciamo per i bambini. Non è che i bambini siano assolutamente immuni dalle conseguenze con questa infezione. Il Covid-2 prende e colpisce anche i bambini e nei bambini poi si manifestano anche delle situazioni, delle patologie, delle sindromi cliniche tipiche dei bambini, tipo la malattia multisistemica infiammatoria, che si manifesta di solito dopo 30-40 giorni da quando si è avuto il Covid, anche in maniera sintomatica, che è una malattia di rilievo che comporta il ricovero dei bambini, compromissione dei vari organi, cuore compreso. Ora si attende solo il via libera anche di AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, che dovrebbe arrivare tra il 1° e il 3 di dicembre, ma i pediatri di libera scelta che già stanno vaccinando gli over 12 sono pronti alle somministrazioni per i più piccoli, ad oggi una delle fasce più colpite dal Covid. Adesso siamo disponibili anche per partire con i bambini più piccoli. Ne abbiamo già parlato anche con la Regione, abbiamo avuto dei contatti appunto per impostare la vaccinazione per i bambini. Con la nostra ULSS siamo in ottimi rapporti e stiamo organizzandoci per poter dare un supporto come pediatri sia nei nostri studi che negli hub dell'azienda a sostenere le vaccinazioni.